rissa tra una ventina di stranieri nella zona di Barriera Piazza Garibaldi, ferito in modo grave da almeno 2 coltellate un 24enne marocchino operato a Cattinara per un polmone perforato. Case ancora troppo bagnate per avviare le ristrutturazioni, argini da mettere in sicurezza. Versa giovedì si farà il punto della situazione dopo l'alluvione di metà novembre. Pronto a Trieste il piano neve per la pulizia delle strade in caso di precipitazione a bassa quota in città, come previsto dagli esperti. L'appello della polizia locale, i cittadini diano una mano. Successo e bel tempo per la Corsa della Bora, edizione numero 11. Vincono Nicolà Lemoine e la triestina Nicole Guidolin. Partecipanti ben oltre i 3.000 inizialmente previsti. È già in preparazione la nuova edizione di Trieste Estate, ma l'assessore alla cultura Rossi avverte c'è un problema di risorse, forse dovremmo tagliare gli spettacoli a San Giusto. Buonasera dal telegiornale di Tele4, ancora buona domenica. In apertura sempre la cronaca, ancora una violenta rissa nella zona di Piazza Garibaldi, largo Barriera. E un ragazzo marocchino di 24 anni è stato accoltellato ed è rimasto ferito gravemente al gluteo e al torace. Indagini della polizia locale. Vediamo il servizio. Accoltellato durante l'ennesima rissa in piazza Garibaldi, un ragazzo di 24 anni di origine marocchina versa in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara, ferito in 2 punti da una lama al gluteo e al torace. È stato trovato ieri sera verso le 7, sanguinante, accasciato su una sedia di un bar dai soccorritori giunti sul posto dopo la segnalazione di una maxi rissa tra almeno 20 persone, per lo più straniere, che però all'arrivo delle forze dell'ordine si erano già dileguate, lasciando solo il giovane ferito. Entrambe le lesioni sono profonde, in particolare quella al torace ha provocato anche un danno polmonare, anche se il ragazzo non è in pericolo di vita. Il giovane era in stato confusionale sia per lo shock dell'aggressione subita, sia per la probabile assunzione di sostanze. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno subito portato il ferito al pronto soccorso, sono intervenuti gli agenti della questura e la polizia locale, che ha avviato le indagini per accertare l'esatta dinamica dei fatti, acquisendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere presenti in zona, da tempo sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine. La rissa sarebbe andata in scena in un'ampia area tra Piazza Garibaldi, Largo Barriera, le vie Parini e Pascoli e avrebbe provocato anche il ferimento di altre persone. Le indagini procedono nel massimo riservo da parte dell'ufficio di polizia giudiziaria della locale, tra le ipotesi quella di una guerra in atto tra diversi gruppi dediti ad attività criminali in città. Una ragazza di 18 anni residente a Trieste è caduta ieri pomeriggio mentre stava sciando lungo la pista di Prampero nel comprensorio di Tarvisio ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118. La ragazza, che indossava il casco, ha però subito un trauma cranico con perdita di coscienza per alcuni minuti. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Giovedì prossimo a Versa di Romans di Sonzo è attesa la protezione civile per fare il punto sul ripristino degli argini e delle abitazioni danneggiate dall'alluvione di metà novembre. Vediamo. Alza l'audio di fondo. I isontini più colpiti lavorano per ripristinare una condizione di normalità. A Versa, frazione di Romans di Sonzo, finita letteralmente sott'acqua, la protezione civile farà il punto insieme all'amministrazione comunale giovedì 8 gennaio. Ad annunciarlo è il sindaco Michele Calligaris, che in attesa di fornire i numeri definitivi del catastrofico evento indica i 2 nodi più critici: l'abitabilità delle case e il potenziamento degli argini. Per riparare muri, controsoffitti e mobili è necessario che le abitazioni siano completamente asciutte e di certo il meteo invernale non aiuta. Al momento i residenti stanno usando deumidificatori, ma ci vorrà ancora tempo. Per evitare episodi simili in futuro, l'assessore regionale alla protezione civile indica la priorità dei lavori da svolgere nei prossimi mesi.
Si versa a fenomeni diversi da Brazzano, versa il problema degli argini, bisogna ripristinare gli argini. Spostandoci a Brazzano di Cormonso, dove una frana ha causato la morte di 2 persone, la completa messa in sicurezza richiederà almeno 2-3 mesi. Abbiamo calcolato che ci vogliono circa tra i 2 e i 3 mesi di lavori. Una volta che avremo completato quel lavoro sarà possibile anche modificare le condizioni di sicurezza e la possibilità, la mobilità e le attività delle persone. Poi stiamo andando avanti con tutta l'attività di anticipazione dei ristori e vareremo anche il programma degli interventi necessari a ripristinare il patrimonio pubblico, tutte le reti di protezione e sicurezza, gli argini e tutte le cose sulle quali stiamo già lavorando. Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti questa mattina su richiesta del Corpo Forestale Regionale presso Monfalcone per il recupero di un rapace rimasto bloccato sul tetto di un'abitazione. I soccorritori intervenuti dal distaccamento di Monfalcone col supporto dell'autoscala giunta dalla sede centrale del capoluogo isontino hanno provveduto a catturare in sicurezza il giovane esemplare di falco, cercando di provocare il minore stress possibile all'animale in difficoltà e sempre in piena sinergia col personale del Corpo della Forestale Regionale, al quale è stato poi affidato per poterlo poi mettere in libertà. In vista del peggioramento del meteo, con il possibile arrivo, l'abbiamo già annunciato nel telegiornale di ieri, già da domani di precipitazioni nevose anche a bassa quota e anche in città, a Trieste è pronto a scattare il piano neve. Vediamo. Come da previsioni, la Bora è arrivata a sferzare la città. Già per domani sera e poi nella giornata dell'Epifania gli esperti prevedono la possibilità di nevicate anche a bassa quota sul Carso ma anche a Trieste. Precipitazioni sparse forse fino a livello del mare, accompagnate ancora da Bora da moderata a sostenuta, specie sulla costa e sulle zone orientali. Il Comune fa sapere che il piano antineve è pronto a scattare in caso di necessità, ma fa anche un appello ai cittadini. Visto le previsioni non ottimali, previsioni meteo per i prossimi giorni, ricordo che in caso di neve e ghiaccio il Comune di Trieste attua appunto il piano neve con mezzi spargisale e spazzaneve e in tal senso anche volevo sensibilizzare i cittadini in modo da gestire efficacemente le situazioni di neve o gelo che possono crearsi. Nello specifico è necessario appunto che anche il cittadino si occupi della rimozione di neve e ghiaccio dai propri passi carrai, dai tratti di marciapiede prospicienti la propria abitazione. È consigliato comunque spargere sale grosso davanti alle case o attività commerciali per prevenire le formazioni di eventuale ghiaccio. Ecco, questa è una nota anche per i cittadini, chiaramente senza escludere l'intervento dei mezzi a Cegas per quanto riguarda la pulizia del manto stradale. Anche il Comune di Monfalcone comunica che il piano neve è pronto e quindi potrà essere attivato tempestivamente qualora l'evoluzione meteo lo richiedesse. Successo per l'11ª edizione della Corsa della Bora, conclusasi con la vittoria dell'italo-francese Lemoine e della triestina Guidolin, superato il tetto dei 3.000 partecipanti, premiazioni a Portopiccolo. Vediamo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Il vento c'era all'atteso del tempo pure all'edizione 2026 della Corsa della Bora. I vincitori sono l'atleta italo-francese Nicolas Lemoine e per il secondo anno consecutivo la triestina Nicole Guidolin. I due runner hanno conquistato il primo posto maschile e femminile nella gara regina, l'Anniversary Ultra da 105 km, con partenza da Portopiccolo allo scoccare della mezzanotte. Lemoine ha concluso l'impegnativo ring lungo 3 riserve naturali carsiche in 10:38:58, mentre Guidolin, tesserata Trieste Atletica, ha tagliato il traguardo in 11:59:57. Molto bella e molto dura, almeno lo stesso livello se non di più. Per come è andata i primi 50 erano piacevoli, divertenti. La Vallorusanda è stato secondo me uno dei posti più belli, perché anche 3 anni fa c'ero passato con lo zaino in spalla
e dopo per me è stato più difficile. Diciamo che le vittorie non sono mai scontate, e sono partita la favorita, ma non è detto finché non si taglia il traguardo. E i primi 30 km non sono stati facilissimi per qualche problema fisico, e poi però ho trovato un buon ritmo, ho recuperato e ho finito meglio dello scorso anno anche, quindi devo dire sono soddisfatta assolutamente della gara. L'11ª edizione dell'evento più atteso di trail running invernale in Italia, organizzato dall'ASD Sentiero 1, si è conclusa sotto un sole splendente con un record di iscritti, ben 3.361. Viste le insistenze dei concorrenti, l'organizzazione ha infatti revocato il tetto massimo di 3.000 iscritti inizialmente previsto. Sono state 8 le distanze percorse dagli atleti nella giornata di oggi, tutte gare ad anello con partenza e arrivo a Portopiccolo, dove hanno avuto luogo anche le premiazioni alla presenza delle autorità locali. Billy Curtis risulta il primo uomo nella 56. Restiamo nella pagina sportiva con una notizia sicuramente negativa. Pallacanestro Trieste sconfitta a Trento, sul parquet di Trento, per 89-87, un ultimo quarto shock con parziale 23-6 dopo che Trieste era stata in vantaggio per quasi tutta la gara. Voltiamo pagina. L'assessorato alla cultura del comune di Trieste, Giorgio Rossi, è già al lavoro per preparare la prossima edizione di Trieste Estate, ma quest'anno la rassegna di San Giusto sarebbe a rischio. Sentiamo perché. Trieste Estate la mettiamo già in cantiere in gennaio. Trieste Estate però quest'anno ha un problema che sono i limiti di disponibilità economica, gli uffici lo sanno, l'assessore collega mio al bilancio lo sa. Non abbiamo le disponibilità finanziarie iniziali che avevamo l'altro anno. Si era chiusa con numeri da record l'edizione 2025 di Trieste Estate, con oltre 440 eventi che avevano portato quasi 175.000 presenze complessive in città. Il comune è già al lavoro per preparare la prossima rassegna estiva, ma si trova ad affrontare problemi di bilancio che, nelle parole dell'assessore alla cultura Giorgio Rossi, potrebbero portare riduzioni o tagli dolorosi. Vedremo come ci riusciamo in qualche modo ad assestare, e anche con l'aiuto della tassa di soggiorno, e in itinere una verifica, perché Trieste Estate certamente si farà, ripeteremo soprattutto in Piazza Verdi, in Piazza dell'Unità, nei varie periferie. Il programma del 2025 è stato molto consistente. Abbiamo un punto interrogativo sul Castello di San Giusto. Il Castello di San Giusto, l'altro anno abbiamo fatto dei concerti, degli eventi importanti anche attraverso il Teatro Verdi, ma l'attività del Castello di San Giusto pesa soprattutto per quello che è l'organizzazione degli eventi, perché voi sentite delle cifre che sono cifre consistenti, ma ricordatevi che il 60-70% delle cifre non sono poi il costo degli attori, dei protagonisti, ma sono il costo delle infrastrutture, quindi il palco, gli impianti di illuminazione, gli impianti fonici e soprattutto la sorveglianza. Oggi su questo la spesa, in certi casi, in termini di costi e benefici, va valutata. Ecco perché il Castello di San Giusto, che ad esempio non tiene 10.000 persone, no? Tiene 2.000 persone, ancorché c'è uno sbigliettamento, che è l'unico che sbigliettiamo perché Trieste Estate il resto è gratuito, no? Pesa. Vedremo quali sono le nostre disponibilità e poi sceglieremo. Di questo ho già mandato degli avvisi ai naviganti, perché poi le scelte, ragazzi miei, si condividono. No? Io coi cerini in mano non intendo precedenziare. Focus, storia, retroscena e segreti di un talk show di successo. È il titolo del libro del nostro direttore, del direttore delle reti media Nord-Est, Luigi Bacialli, che verrà presentato alla libreria Lovat di Trieste giovedì 8 gennaio alle 18 con la presenza di Ferdinando Avarino e Silvano Piazza. È partita l'8ª edizione del torneo internazionale di scacchi promosso dall'Accademia di Scacchi Trieste, in programma fino al 6 gennaio nella Sala Tergeste del Savoia. Oggi la prima mossa, vediamo. La prima mossa sulla scacchiera ha dato il via all'8ª edizione del torneo internazionale di scacchi all'Hotel Savoia. A curare la parte tecnica è l'Accademia di Scacchi ASD, forte anche dell'organizzazione del Festival internazionale di Lignano Sabbiadoro.
e avremo 2 tornei, uno intestato all'hotel e uno il Memorial Rothman, che era un socio benemerito che ha sempre aiutato sia la nostra associazione che tutti i principianti degli scacchi, e infatti è dedicato agli amatori. Presenti anche quest'anno grandi maestri internazionali e alcuni giocatori ipovedenti che hanno gareggiato su scacchiere speciali. Abbiamo quest'anno anche dei giocatori ipovedenti con le loro particolari scacchiere, in cui loro analizzano e guardano le mosse tastando con le mani ovviamente. Poi le mosse vengono riportate all'avversario su una scacchiera tradizionale, vocalmente. La principale novità di questa edizione è costituita dal fatto che per la prima volta l'Accademia utilizza un sistema ottico che riprende le partite e le trasmette online. Anche a questa edizione prendono parte al torneo giocatori da Italia, Principato di Monaco e Croazia. Abbiamo la presenza di gran maestri molto famosi, e abbiamo anche dei giovani molto promettenti e il torneo durerà 5 partite in 3 giorni. 3 giorni di sfide ad alto livello che si disputano su 5 giorni di gioco. Il tempo di riflessione per tutti i tornei di 90 minuti più 30 secondi di incremento a mossa. Prima di concludere, un'altra notizia di cronaca dell'ultima ora: cade sulla ciclabile a Grado e batte la testa 55enne ciclista gradese trasportato all'ospedale di Udine. Il ciclista percorreva la pista che costeggia i campi da tennis, ha toccato con il pedale il cordolo del marciapiede cadendo in mezzo alla strada. L'uomo ha battuto violentemente la testa sull'asfalto sul lato sinistro e al momento dell'arrivo dei soccorsi era in stato di incoscienza. La prima diagnosi indicava un trauma cranico commotivo, da qui la decisione appunto di trasportare il ferito in elicottero a Udine per eseguire tutti gli accertamenti del caso. Concludiamo con la consueta pagina dei presepi, i vostri presepi e i vostri alberi di Natale in TV al termine dei nostri telegiornali. Segnatevi questi contatti che vedete ora in sovraimpressione per spedire alla nostra redazione le immagini di presepi e alberi di Natale, video di almeno 30 secondi in orizzontale all'indirizzo commerciale.fvg@medianordest.it, oppure potete chiamare lo 040 300 500. E vi lascio al presepe di Fabio e Sabrina. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti voi.